Gloria al Signore. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. La regina di Seba, udita la fama che circondava Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con degli enigmi. Essa giunse con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose. Recatasi da Salomone, gli disse tutto quello che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le sue domande e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che egli non sapesse spiegare. Quando la regina di Seba ebbe visto la saggezza di Salomone, la reggia da lui costruita, le vivande della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori, l'ordine di servizio dei suoi ufficiali, le loro divise, i suoi coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nella casa del Signore, rimase fuori di sé dalla meraviglia e disse al re: quanto avevo sentito dire nel mio paese sul tuo conto e sulla tua saggezza era dunque vero, ma io non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. E ora, ecco, non mi era stata riferita neppure la metà della grandezza della tua saggezza. Tu superi la fama che me ne era giunta. Beata la tua gente, beati questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Alleluia. Signore, grazie. Grazie per la beatitudine che abbiamo come tuoi figliuoli di stare davanti a te, che sei più che Salomone. Grazie, Signore, perché sei qui in questo momento e parli al nostro cuore. Signore, tu conosci la nostra condizione, conosci le nostre scelte, conosci i pensieri del cuore. Signore, ci conosci perfettamente. Ti chiediamo di mandare la tua parola benefica, opportuna, a ciascuno di noi secondo la propria necessità. Signore, scuoti le nostre vite. Signore, metti a nudo il nostro cuore, svela i segreti che nascondiamo a tutti, ma a te non possiamo nascondere. Signore, facci sapere che ci conosci e poi parla al nostro cuore per convincerci, perché ti possiamo seguire, perché possiamo realizzare chi siamo in te, o Signore. Aiuta me, Signore, a condividere il messaggio della tua parola. Signore, sono strumento insufficiente. Chi lo sarebbe mai, Signore, davanti alla tua gloria? Signore, riempimi di Spirito Santo, purifica le mie labbra, apri la mia mente, perché giunga tra di noi la tua parola e non la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. A Dio la gloria. Potete accomodarvi, fratelli. Noi possiamo parlare di Gesù attraverso questa storia, perché è Gesù che ci dà la chiave di interpretazione di questo racconto. Gesù dice, quando rimproverò i suoi contemporanei che stavano davanti a lui, ma lo consideravano un uomo comune, un uomo da nulla, Gesù disse: la regina di Seba si stupì quando incontrò Salomone. E qui, davanti a voi, c'è più che Salomone. E voi avete il coraggio di passare così. Noi non vogliamo fare questo errore questa mattina. Non vogliamo tornarcene a casa dicendo: ho fatto il mio ennesimo culto nella Chiesa evangelica. Noi vogliamo essere ben consapevoli che in mezzo a noi c'è più che Salomone, anche perché se ci fosse Salomone, per come ce lo descrive la Scrittura, ma anche qualche testimonianza storica, io penso che ognuno di noi sarebbe ritto, attento, anche in una certa postura, per farsi vedere in un certo modo davanti alla gloria di un sovrano che era stato davvero glorioso. Ma c'è più che Salomone tra di noi questa mattina.
nella tua vita e nella mia vita, domani, a casa tua, nel posto di lavoro, quando te lo dimentichi il Signore per settimane, quando sei profano nelle tue scelte, c'è più che Salomone. Abbiamo il privilegio di avere la gloria di Dio davanti a noi, di avere il Signore presente in ogni momento della nostra vita. E quindi questo passo parla di Gesù e possiamo fare un bellissimo parallelo tra quello che vide questa regina e quello che può vedere il mondo davanti alla gloria di Cristo. La scrittura dice, lo insegna Paolo, che non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, che mi ha tanto amato e ha dato la sua vita per me. Così dice Paolo. Quindi significa che mentre camminiamo per le strade di questo mondo, mentre andiamo a lavorare, mentre parliamo con i nostri familiari, mentre ci occupiamo delle nostre faccende comuni, non siamo noi che camminiamo, non siamo noi che agiamo, non siamo noi che parliamo, ma è Cristo che vive in noi. In altre parole, attraverso di noi Cristo è mostrato. Attraverso di noi si vede chi è Cristo. Nelle nostre scelte, a volte sono delle scelte che non portano assolutamente niente di conveniente. Scusate il gioco di parole. A volte il Signore ci chiede di fare delle scelte che ci penalizzano umanamente, materialmente, che forse ci costringono a prendere una strada che non ci farà percorrere il successo della società o materiale, ma se mostreranno Cristo, allora abbiamo fatto la scelta giusta. Amen. Questa regina andò in Israele perché fu incuriosita dal racconto straordinario che si faceva di questo re che era fuori dal comune, che faceva cose grandi e di cui si diceva che aveva una saggezza che era senza confronto. E andò preparata, andò con degli enigmi, andò con delle domande difficili, tipo le domande che ogni tanto qualcuno di voi fa durante gli studi biblici. Ma Caino con chi si sposò? Oppure il frutto era una mela o era una banana? Così, gli enigmi, no? Di cui non sappiamo. Questa donna andò con degli enigmi e ci dice che la scrittura che Salomone rispose a tutte le sue domande, non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che egli non sapesse spiegare. Per questo noi indirizziamo le persone a Gesù. E per questo noi non dovremmo prenderci l'ardire di dare risposte che non competono noi, perché noi tante risposte non le abbiamo, perché Gesù è colui che dà le risposte all'anima assetata. Ed è l'unico di cui si può dire non ci fu nulla di oscuro per lui. Alleluia. Ma poi vi faccio notare, dal versetto 3, che concluso questo dialogo introduttivo tra questa regina e Salomone, questa regina inizia a guardare e guarda tutto e tutti tranne Salomone. Anzi, se volessimo essere proprio precisi, nel testo non ci dice neanche che guardò Salomone, ma guardò avendo visto la saggezza di Salomone, neanche Salomone stesso. Ma dopo aver visto la saggezza di Salomone, non guarda più Salomone, guarda altro, guarda altri e tira le somme e fa una buona e giusta conclusione. Beata la tua gente. Quello che mi avevano detto di te non era neanche la metà. Tu superi la fama che ti precede. Tu sei grande. E lo fa spontaneamente, dopo aver visto delle cose e delle persone. Torniamo al nostro tema, il tema dell'identità.
Tra i compiti della Chiesa c'è dimostrare al mondo l'identità di Cristo. La mia identità spirituale, la tua identità spirituale deve parlare dell'identità di Cristo, senza confusione. Una è la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dove vedrà il mondo questo messaggio? Attraverso di me e attraverso di te. Questa regina iniziò a guardare e vide molte cose. Ovviamente, come diciamo spesso, le cose che vide non sono messe qui alla rinfusa, come se dovesse lo scrittore riempire un elenco. Lo Spirito Santo ha guidato lo scrittore a lasciare dei dettagli, delle cose che questa donna vide e che le mossero il cuore, la spinsero a riconoscere la gloria di Salomone. Ci sono delle cose nella nostra vita che dovrebbero, e dovremmo chiedere perdono al Signore quando non avviene così, dovrebbero spingere chi non conosce il Signore non a starsene comodo nelle proprie convinzioni, ma a correre a Cristo e dire: io ho visto qualcosa che non mi fa star tranquillo, vedo in te qualcosa che io non ho, voglio correre dal tuo Re. La regina vide la reggia da lui costruita, vide la casa di Salomone e rimase fuori di sé dalla meraviglia. Vide la casa di Salomone, portiamolo a Cristo, vide la casa del Signore, vide la casa di Dio, vide la dimora del Signore. Paolo ci dice in Efesini, lo voglio leggere per ricordarlo a tutti noi, che in Lui voi pure siete entrati a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Questa regina vide la casa di Salomone e rimase sbalordita. Chi non conosce il Signore deve vedere la casa di Dio, deve vedere la Chiesa e vedere nella Chiesa il Signore. Deve vedere tra di noi il Signore. Deve vedere chi è nuovo qui e non conosce il Signore o non ha dato il suo cuore al Signore. Deve vedere nel nostro culto il Signore. Deve trovare il Signore, conoscere il Signore, comprendere qual è l'identità di Cristo attraverso la casa del Signore, ciò che Lui ha edificato, ciò che Lui ha costruito, ciò che Lui ha fondato col suo sangue, ciò che Lui sta facendo crescere, sta edificando mattone dopo mattone, e tu ed io facciamo parte di questo edificio, facciamo parte di questa casa e ognuno di noi per parte sua contribuisce a mostrare la gloria del Signore facendo parte della casa di Dio. Amen. La nostra identità deve dare gloria al Signore quando siamo insieme. Da solo sarai un mattone. E qualcuno dirà: chissà di quale edificio fa parte quel mattone. Non lo potrà dire, dirà: è un mattone. Ma se sei nell'edificio, se fai parte dell'edificio che ha da essere il Tempio di Dio per mezzo dello Spirito Santo, chi vedrà l'edificio darà gloria al Signore. Quindi il nostro far parte della Chiesa del Signore rivela l'identità di Cristo. La regina di Seba vide le vivande della mensa di Salomone e rimase sbalordita. Era una regina e credo che anche nella sua corte la mensa fosse una mensa ricca, una mensa fatta di cibi prestigiosi, quelli che l'uomo comune non poteva comprare, ma solo un re poteva permettersi. Quindi avrà visto cose strabilianti. Ogni tanto nei film fanno vedere animali con le arance in bocca, castelli di frutta per onorare i re antichi. Chissà a che mensa era abituata la regina di Seba, ma quando vide
la mensa di Salomone, le cose che mangiavano le persone che stavano nella corte di Salomone, rimase sbalordita. Così il mondo che non conosce il Signore deve vedere che noi ci cibiamo di un cibo che il mondo non ha. Amen. La Chiesa del Signore non mangia il cibo del mondo, mangia un altro cibo che lascia sbalordito il mondo, perché dice: io questo cibo non ce l'ho. Da dove viene? Chi te lo dà? E noi possiamo dire: Gesù è il pane della vita. Chi beve la mia acqua non avrà mai più sete. E da cosa vedono quelli che non conoscono il Signore che il nostro cibo è differente? Perché l'anima nostra è saziata. Quando siamo nella prova, noi non siamo come quelli che non hanno speranza e franano rovinosamente nelle loro prove e non hanno più speranza e non vanno più avanti, perché l'anima nostra è stata dissetata dall'acqua della vita. E noi non perdiamo le forze all'improvviso davanti a un combattimento che ci prende di sorpresa, perché il nostro corpo ha la forza che ci dà il pane di vita, che ci fa rinvigorire, quel pane che viene solo dal cielo, come quando il Signore lo provvide vi ricordate Elia nel deserto, quando cosse quella focaccia sulla pietra e dalla forza che quel pane semplice gli aveva dato, poté camminare 40 giorni e 40 notti nel deserto. Vi voglio ricordare che il deserto nella parola di Dio è il simbolo della prova. Il cibo della mensa del Re dei Re è capace di darci la forza di camminare nel deserto per 40 giorni e 40 notti, dritti, senza fermarci, perché ci dà forza. È un cibo che il mondo non ha. E quando il mondo vede il cibo che noi ingeriamo spirituale, lo deve vedere. Dice: ma questa mensa che mensa è? L'ho cercata dappertutto, non l'ho mai trovata. È la mensa del Re. Tu apparecchi davanti a me una mensa imbandita, davanti agli occhi dei miei nemici. Benedetto è il nome del Signore, che dal giorno in cui l'abbiamo incontrato ci ha dato un cibo che il mondo non ci aveva mai dato e ci ha dato vita spirituale e forza spirituale. Il mondo lo deve vedere. E quando il mondo vede che noi ci cibiamo delle cose che il mondo propone, perché dovrebbe sbalordirsi? Lo fanno loro, lo facciamo noi, e come franano loro, franiamo noi. Ma noi abbiamo un cibo spirituale, il pane della vita che il Signore ci provvede, quest'acqua che non è un'acqua stagnante, ma è quella sorgente che disseta l'anima. Poi c'è scritto che questa regina vide, secondo me era curiosa, e questa curiosità l'ha resa anche un po' inopportuna, un po' maleducata, fatemelo dire così. Se avrà creduto nel Signore la troveremo in cielo e poi un giorno mi sgriderà in cielo per quello che sto per dire. Ma di solito quando uno entra in una casa che non è sua, sta lì dove lo portano. Invece lei a un certo punto, fatemela immaginare così, si svincolò dalle cerimonie, dal corteo di notabili che stavano con lei, sparì dietro una colonna, si infilò in un corridoio e si infilò, dice, negli alloggi dei servitori. E probabilmente era italiana, perché dice: io non voglio andare per fare un complimento, ma quello che io sto vedendo non è possibile, è una cosa che io non ho mai visto. Voglio vedere gli scheletri nell'armadio, voglio vedere i panni sporchi che si lavano in famiglia, voglio entrare negli alloggi dei servitori,
voglio vedere il disordine per terra, voglio vedere in quali catapecchie questo sovrano, che è un sovrano come tutti gli altri, fa vivere i suoi servitori e poi li pettina quando devono uscire, che arrivano gli ospiti. Voglio vedere le cose nascoste. Entrò negli alloggi dei servitori e rimase sbalordita. Anche le stanze dei servi erano degne di re. Il nostro Dio ci ha preparato una dimora. Noi abitiamo, anzi noi sediamo nei luoghi celesti, presso il Padre, in Cristo Gesù, dice Paolo agli Efesini. E ancora di più, il Padre sta preparando delle stanze nella sua casa per ognuno di noi. E vi ricordo che la stanza del vostro vicino sarà quella del fratello e della sorella che meno sopportate. Quindi mettetevi a posto adesso o avrete un problema nell'eternità. Ed sarà l'eternità, Vide gli alloggi dei servitori. Vide dove abitavano questi servi e rimase sbalordita. Perché dentro queste stanze c'erano cose che non dovevano esserci. C'erano cose che non facevano parte della servitù, facevano parte della nobiltà. Gesù dice: colui che dimora in me, colui che abita in me, porta molto frutto. Chi entra nei nostri alloggi, chi entra nella nostra vita, deve vedere il frutto del Signore, deve vedere l'opera di Dio. Deve vedere che noi non apparteniamo a noi stessi, ma apparteniamo al Re che stiamo seguendo e servendo. Deve vedere gli arredi sacri, deve vedere il frutto che glorifica il Signore, deve vedere delle scelte che parlano di Cristo. Chi entra nella nostra vita deve vedere il Signore e si deve stupire. Ma io nella tua stessa situazione avrei la vita devastata, e invece tu hai una casa che è a posto. Da dove ti viene quest'ordine? Da dove ti viene questa pace? Da dove ti vengono queste risorse? Io servo il Re. C'è scritto che questa donna, dopo aver visto gli alloggi, disse: fammi vedere quelli che abitano queste stanze. E c'è scritto che vide l'ordine di servizio degli ufficiali e la divisa. Vide l'ordine di servizio, vide questi ufficiali che camminavano probabilmente in schiere, ognuno al suo posto. Vide chi faceva le faccende nella casa di Salomone, che sapeva cosa fare e lo faceva al suo posto, aiutava gli altri. C'era un ordine, un po' come quando raramente funziona il traffico stradale. È bellissimo il traffico stradale quando funziona, perché tu hai una macchina che passa, ne passa subito un'altra e poi si apre lo spazio per un'altra, qualcuno si ferma. Quando funziona dovrebbe essere così. Questa donna vide un traffico, un'operosità perfetta. Ognuno era al suo posto, ognuno faceva quello che era chiamato a fare e lo facevano zelanti, lo facevano senza far perdere tempo a un altro, ognuno con l'ordine regolare. Ognuno con la distanza, ognuno con i tempi. Quando vide quest'ordine di servizio, rimase sbalordita. E poi pensò: a questi hanno parecchio da fare, non stanno mai fermi, non vedo nessuno che ozia, non vedo nessuno che è lì che con le mani in tasca si fa la passeggiata. Stanno lavorando e stanno lavorando bene. Probabilmente non c'è molto tempo, si sono aggiustati per andare a lavorare. No, vide le vesti di questi servitori. E si stupì che non erano abiti di lavoro, non era il pantalone brutto e sporco che si usa così per fare le faccende, erano divise, erano uniformi, parlavano di qualcosa di prezioso, di qualcosa che non poteva essere fatto così, ma ci voleva un uniforme, perché era importante. Rimase sbalordita. Quando il mondo vede la Chiesa al servizio di Dio,
riconosce l'identità di Cristo. Quando non la vede al servizio di Dio come va servito il Signore, non riesce a riconoscere il Signore. Il fratello ha fatto un appello prima. Nella corte di Salomone non c'erano appelli da fare. Ognuno sapeva cosa doveva fare e lo faceva. E lo faceva bene, lo faceva in divisa. Non lo faceva così dicendo stancamente, oggi ci metto qualcosa, poi vediamo. Ognuno era lì e trafficava il suo posto. Stiamo arrivando all'identikit. Ogni cosa che questa donna vide è un po' come un tassello, no? Che compone una figura. Parata di santità, la tua gioventù si presenta a te, volenterosa, dice il Salmo 110. Poi arrivò l'ora di pranzo e vide i coppieri che versavano il vino e vide le loro vesti e rimase sbalordita. La coppa ci parla di atto di adorazione. Quando il mondo ci vede adorare il Signore, vede le vesti che indossiamo, quando versiamo verso il Signore la nostra vita, il mondo deve rimanere sbalordito. Noi adoriamo il Signore con la nostra coerenza, con la nostra consacrazione, con le nostre risorse, con la nostra lode. Quando vedono come versiamo la nostra vita, le priorità che abbiamo, il mondo rimane sbalordito. Dice: chi è questo che adorano? Ma quanto è importante che loro si versano così, in questo modo. E poi, alla fine della giornata, all'ora dell'offerta, questa donna vide gli olocausti che il re offriva. Gli olocausti erano sacrifici di ringraziamento che si associavano ai sacrifici per la colpa. Quindi questa donna vide il momento sacro, vide il sacrificio e rimase sbalordita. Perché quando la Chiesa mostra il Signore, alla fine è come se si dissolvesse una nebbia e tutto porta al Golgota, tutto porta all'ora del sacrificio, tutto porta al perché esiste un popolo così, dei credenti così, uomini e donne che fanno scelte così. Perché? Perché c'è un sacrificio. Quando questa donna vide il sacrificio di Salomone rimase sbalordita. Quando il mondo vede il sacrificio di Gesù rimane senza parole. E concluse, lo rileggo, quando vide questo, quando il mondo vedrà questo in noi, dirà così: mi avevi invitato a vedere questo re e sono venuto nel tuo paese e ho ascoltato la sua parola, ma non ci ho creduto, sono venuto scettico. Ma adesso che vedo coi miei occhi la tua vita, le tue scelte, le tue azioni, la tua condotta, dove abiti, il cibo che mangi, le vesti che indossi, le cose che fai, le scelte che hai preso e dove vai ogni giorno quando c'è il sacrificio, non mi era stata riferita neppure la metà della grandezza, della gloria del tuo re. Lui supera la fama che me n'era giunta. Tu sei beato. Beato tu, suo servitore, che stai sempre davanti a Lui e ascolti la sua saggezza. Questa è la conclusione che il mondo deve trarre quando noi mostriamo l'identità di Cristo. E allora la nostra identità spirituale diventa l'identità di Cristo, perché è Lui che vive in noi. Quest'opera il Signore continua a farla. La vuole proseguire in ognuno di noi che abbiamo ricevuto Gesù
e la vuole iniziare in qualcuno che ancora non ha scelto per Gesù. Oh, gli piace ascoltare la saggezza di Gesù, apprezza che lui risolva gli enigmi, ma non è ancora suo servitore. Entra nella corte del Re. Ti darà una veste, un uniforme, una dimora, un cibo che nessuno ti potrà dare. E tutto questo sarà mostrato come un faro nella notte a chi non conosce il Signore. E tu mostrerai l'identità di Cristo. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore per il Re che serviamo, per l'identità che Lui ci ha dato, per le sue benedizioni. Alleluia.